A pochi passi dal nuraghe Nuraddeo di Suni, in provincia di Oristano, ci sono le Domus Deiana di Chiris Conis. Conoscere il passato per avere presente il nostro futuro. Tutto questo subito dopo la sigla! Ecco, ci stiamo trovando alle Domus Deianas di Chiris Conis. Sono 12 accessi a 20 Domus Deianas, quindi veramente tantissime. Ma andiamo. Tutte le Domus Deianas sono orientate ad est, questo perché si voleva appunto garantire il massimo delle possibilità al defunto di rinascere a nuova vita, e visto che l'est è appunto il punto cardinale da cui nasce il sole, fate voi l'associazione. Ecco, ma non tutte le tombe sono state portate a termine, non tutte le Domus Deianas. Noi possiamo vedere qui ben due esempi di costruzioni, diremo oggi, in progress. Questa è proprio appena abbozzata e questa seconda in uno stadio leggermente più avanzato e con il canale di scolo dei liquami dei corpi appunto che vanno naturalmente in putrefazione, e appunto questa nicchia, anche questa qui, semplicemente abbozzata, per cui abbiamo addirittura anche delle informazioni sugli step di costruzione. Bene, vi salutiamo ricordandovi che le Domus Deianas sono chiamate così case delle fate, ma in realtà non perché erano abitate da fate, è solamente un nome che è stato dato successivamente, ma si parla appunto di sepolcri molto dignitosi per poter appunto accompagnare il defunto verso la sua seconda vita. Si parla di strutture del 3007-3005 a.C., quindi con una storia alle spalle veramente consistente. Da qui vi salutiamo e al prossimo video.